Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL ad Agrigento. Quanto importante è ancora per la nostra città, per la nostra provincia, per la nostra regione la festa del 1° maggio? Oggi è ancora più importante di prima, perché mentre negli ultimi anni abbiamo denunciato la mancanza di lavoro, oggi, e non è un caso, che abbiamo scelto come slogan l'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica fondata sul lavoro. Perché oltre a mancare il lavoro, quello che c'è, quel poco che c'è è un lavoro precario. La gente la sera va a dormire senza sapere se all'indomani ha ancora un posto di lavoro. È un lavoro sfruttato, un lavoro mal pagato, un lavoro povero quindi. Noi abbiamo tanti lavoratori che pur lavorando spesso anche 10-12 ore al giorno, a fine mese non hanno una busta paga decente per affrontare la quotidianità. Ecco, questo 1° maggio del 2023 per noi è particolarmente importante perché denunciamo queste cose e chiediamo al governo nazionale che le risorse che ci sono, perché ci sono le risorse, non possono essere destinati agli evasori, agli elusori, a chi ha i denari. Ecco, la flat tax in questo momento è una provocazione, perché chi ha redditi milionari non può pagare la stessa tassa del lavoratore e dell'operaio. I pensionati? I pensionati sono un altro problema che fanno finta di non tenerne conto, perché le pensioni oggi ancora sono attorno alle 500 euro, in ogni caso il grosso delle pensioni non superano i 1000 euro. E a proposito di pensioni, lo slogan con cui questo governo è andato a vincere le elezioni lo hanno già archiviato. Hanno fatto quasi 10 anni di campagna denigratoria contro la Fornero, oggi non ne parlano, mettono pannicelli caldi, quota 101, oggi 103, ma nessuno di questo governo dice che la riforma Fornero va archiviata e va data la possibilità, soprattutto a quei lavori usuranti, di andare in pensione prima di crepare. Sul reddito di cittadinanza. Era l'unica vera rete di protezione sociale nel nostro paese. In tutta Europa chi non lavora ha un aiuto dallo Stato. Per fare cassa vogliono risparmiare 3 miliardi da mettere sempre nella flat tax per i redditi alti, invece loro affameranno famiglie intere, perché con questa assurdità che si sono inventati rispetto a chi è in età lavorativa, noi chiediamo: create le condizioni per dare un lavoro e togliamolo a chi ruba, a chi non ha diritto, ma non si può affamare tutta quella parte della nostra popolazione che non riesce a trovare lavoro. Dove si svolgerà la festa quest'anno? Noi come ogni anno riprendiamo alla grande con CGIL, CISL e UIL a Raffadali. A Raffadali c'è una lunga storia che ci vede protagonisti, quindi faremo il corteo il 1° maggio alle ore 16 sempre nelle vie principali, per chiudere con il comizio finale alle ore 18.